Buongiorno, siamo qui all'incrocio tra via Milano e via Santa Caterina, dove proprio oggi sono cominciati i lavori di asfaltatura e fresatura della rotonda e della strada. Questi lavori hanno comportato soprattutto delle grosse modifiche alla viabilità in senso provvisorio, nel senso che al momento è stato consentito il traffico da via Diaz su via Milano, mentre su via Santa Caterina è stato istituito il senso unico, ma solo per i residenti e per gli autobus. Invece chi arriva da Piazza Carroccio viene deviato letteralmente verso Centro Cittadino. Per il momento non abbiamo avuto grossi problemi di traffico o code o ingorghi, il traffico è andato via abbastanza velocemente. Però grosso modo ogni automobilista è costato una piccola gymkhana all'interno della città fino a che non saranno finiti i lavori. Oltretutto in questi giorni Legnano è un vero cantiere aperto perché sono in corso il rifacimento dei marciapiedi in via Novara vicino all'ospedale e soprattutto oggi è stato chiuso anche il ponte di via Barbara Melzi con Rescaldina, dove sono in corso dei lavori di manutenzione per verificare per fare dei controlli statici sulla struttura. E poi ci sono anche altri cantieri ancora aperti in giro per la città, pensiamo ad esempio ai lavori sulla costa per San Giorgio.